Ciao ragazzi, benvenuti in questo backstage, perché questo è un backstage di Mi fa volare, la parodia di Carolina e Raffaello Paz. Ci troviamo qua nello studio di Antonio. Sei Antonio tu? Sì, Antonio. È Antonio. Saluta Antonio. Saluta Antonio. Non mi ricordavo come si chiamava, comunque va bene. Raffaele ora sta registrando la sua parte. Dobbiamo registrare la mia, cioè la mia già l'ho registrata, quella di Carolina. E sta registrando la sua parte e poi dopo registrerà la sua parodia di Mi fa volare, comunque, perché sono due parodie al finale. Qui c'è sempre il Piragna, è sempre con noi. Sempre, ragazzi. Dici la tua frase che dici sempre? Allora ragazzi, per le vostre feste mi raccomando, Sempre. chiamo la fatica. Devi sempre lavorare, ma comunque siamo... Basta. Poi dicono che abbiamo finito. E chi lo dice è lui. No, io ora ci cominciamo la mia. Vabbè, tanto mo dice che con una sigaretta. Allora, infatti questo stavo per dire che come la dà una sigaretta, guardate con me la dà. Troppo. Il manager bella È il vita. manager, quindi deve E niente. deve rispondere. Cioè, tu pigli 100 euro a festa. Ne pigli 100 euro a guardate festa? la sigaretta, eccola qua. Ciao, mamma. Oggi non parlate dei soldi, cioè a buscare, perché la gente dice, oh, quanta soldi, ti fatto come una discassata macchina che mi fa la strada. Sì, dovete sapere che Raffaele, diciamo, mentre stavamo andando a fare una festa che doveva buscarsi qualcosa di soldi, Ha buscato la mamma, che ha rotto la macchina. praticamente ha capato una macchina e niente, praticamente Mo faccio la battuta. 500 euro da. Che non capito manco così. Parodia quando esce la parodia? Dipende quando sarà pronto, diciamo, Mercoledì, il pezzo e ragazzi, tutto. mercoledì. Forse mercoledì oppure No. oppure giovedì, non lo so, Tipo mercoledì, Natale, giovedì, non lo so. no. Vediamo quando sarà pronta sta cosa e quindi faremo il video e verrà pubblicato. Per Poi mi mercoledì fate fai sapere quella cosa di ne Carolina. pensate, cosa ci prima roba quando me la chiede la macchina, perché tengo una fame enorme, dopo dobbiamo andare a mangiare, perché c'ho fame. Di registrare la parodia, l'Antonio se ne va. Ciao Antonio, saluta Antonio! E niente, Antonio è incazzato. Saluta Antonio! Non è andato Ha salutato Antonio! Ciao, no, salutato. facci sapere tu. Ehi, facci sapere tu! Antonio, facci sapere per mercoledì. Comunque, Ragazzi, abbiamo fatto due parodie, veramente abbiamo fatto due parodie. Pensate che nero vero, noi abbiamo registrato comunque due parodie. Il fascismo fa zero, stiamo poi andando a già mangiare registrati qualcosa. Ci mangiamo. paga il nostro manager. Paga Ci lui, mangiamo, ragazzi. paga lui. Niente. E niente, ci Dobbiamo troviamo. andare. Dove ci troviamo, Raffaele? Precisamente Corso Novara, Napoli. Adesso stiamo girando verso il corso meridionale. Stiamo andando a portare i biglietti. Non so dov'è, però io. Napoli, ragazzi, Napoli. Napoli. Ragazzi, per i vostri biglietti contattate a Puoi fare un po' che il cesso, sto parlando, grazie. Comunque ragazzi, sarà una parodia molto bellina. E... Preparatevi a condividere. Giusto, preparate a condividere, la condivisione, mi piace, il commenti, mi piace, condivisione. Tutte e due, tutte e due che sono diverse. Abbiamo fatto due parodie, ma sono tutte e due diverse. E io le ho scritte. Giusto? E niente ragazzi, quindi dobbiamo mangiare qualcosa, ma proprio una pizzetta così per tornare a casa perché siamo un po' di giù. Anche questa giornata termina qui, siamo al semaforo. Raffaele saluta. Saluta Antonio. Ragazzi, questa giornata termina qui. Ci vediamo comunque a casa. Ora in un batter d'occhio ritorniamo a casa. Subito. E siamo qua. Ciao ragazzi. Basta. Basta. Ora io e Ciruzzo ci mettiamo a registrare qualche video. E poi. E poi c'è una cupa. Sì, basta. Buonanotte ragazzi. Ciao.